Ma io invito il Presidente Zaia a venire lui a fare il governatore, a patto che poi se non si responsabilizza abbastanza lo portiamo a Piazza Mercato e gli tagliamo la testa. A Padova per confrontarsi sull'autonomia del Veneto in discussione in Parlamento, alla quale è contrario, Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale dell'Università Federico II di Napoli, rispondeva così alla nostra domanda che ricordava come secondo il presidente Zaia l'autonomia della regione aumenti la responsabilizzazione delle amministrazioni locali nell'utilizzo delle risorse. Una frase che ha immediatamente scatenato una bufera politica. Un video in cui sono state riprese le parole pronunciate ai nostri microfoni è diventato virale in rete, con utenti che esprimono stupore e biasimo per quel riferimento all'esecuzione pubblica di Masaniello il 16 luglio 1647. Ma mentre impazza la polemica, chi non si scompone è proprio Zaia. Masaniello è stato ammazzato e Masaniello guidava la rivolta contro il malgoverno. Che questo signore dica Zaia lo porteremo in piazza per decapitarlo in piazza del Mercato, se non ricordo male, penso che questo si commenti da sé, questi non sono toni per un dibattito, però vuol dire che l'autonomia sta entrando nelle vene di tutti e questo è importante. Sui social network intanto la polemica prosegue tra chi si dice inorridito per la frase del professore fino al consigliere regionale Alberto Semenzato, che ha condiviso il video con la nostra intervista rivolgendosi direttamente all'accademico. Le sue parole intimidatorie in odor di minaccia ci scivolano come delle gocce d'acqua. La tensione è alta, ma forse, come scrive un altro utente della rete, in fondo affermazioni così fanno il nostro gioco, quello di chi per l'autonomia del Veneto si sta battendo. Mi spiace non essere stato lì al faccia a faccia, altrimenti avrei potuto spiegare che quella malizia che ci mettono e quella voglia di dire che il progetto del Veneto affamerà il sud o sarà la secessione dei ricchi rappresenta una marea di boiate che questi signori dicono perché non hanno altri argomenti. La verità è che il sud si affrancherà se chiederà l'autonomia e si batterà assieme a noi per l'autonomia, perché finalmente andrà al vedo e vedrà in questa azienda virtuale gestita da alcuni se è vero che sono così bravi ad amministrare oppure no. Una regione che esporta ammalati a mio avviso non è una regione da premiare e non è colpa dei cittadini o degli ammalati, è colpa di chi li fa esportare.